Eccoci qua, ben arrivati nel nostro angolo, come promesso, l'angolo dedicato alla finanza con il nostro esperto Stefano Zara, grazie di essere qui con noi, consulente finanziario, che però ci tiene anche aggiornati sulle situazioni economiche in generale, quindi sono le politiche economiche che condizionano ai noi la finanza. E allora, partendo un po' da questo spunto, abbiamo una situazione internazionale molto instabile, anzi a volte da cardiopalma, anche se i nostri media nazionali tendono a non parlarne molto perché si parla molto di politica interna, governo, eccetera, così, però di fatto a livello internazionale non c'è tranquillità. Ci si immaginava un disastro in borsa e invece, tocchiamo ferro per carità, però non è successo così. Ci spieghi cosa succede, ci dia cosa non è successo? Cosa non è successo? Da una parte siamo tutti consapevoli, purtroppo, che stiamo vivendo, che in quell'area, parlo del Medio Oriente, si sta vivendo l'ennesima tragedia. Insomma. E questo, se da una parte ci mette in ansia come cittadini, mette in ansia le nostre coscienze, dall'altra parte sembra indifferenti i mercati finanziari. E perché? Li lascia indifferenti per due ordini di idee, perché è diventata un'area che ha sempre meno importanza. Il petrolio. Cioè, vogliono farci sembrare che abbia meno importanza oppure veramente ce l'ha la meno importanza? Se facciamo un'analisi se una volta sostanzialmente era l'area del petrolio, oggi gli Stati Uniti da una parte hanno raggiunto la loro autosufficienza energetica e restano in quell'area perché hanno il loro alleato storico, Israele. L'Europa ne sta un po' fuori. Quindi dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, finché la crisi non diventa più seria, ma sostanzialmente non danno peso a questa crisi perché la vedono come una contrapposizione personale fra degli statisti, da una parte Trump e da una parte Putin, un gioco di influenze che non ha toccato per il momento interessi reali. Fatto senso che noi osteggiamo l'embargo verso l'Unione Sovietica è legato al fatto che noi abbiamo un rapporto di scambio commerciale con la Russia, per cui forse fra i vari paesi siamo quello più penalizzato. Comunque di fatto questo è un ambito ma sui mercati finanziari la cosa non ha effetto. Resta anche vero che, attenzione, le borse in Europa non sono andate bene. Se noi facciamo una media negli ultimi 12 mesi sulla borsa tedesca, che è uno dei listini principali più rappresentativo dell'andazzo economico europeo, vediamo che negli ultimi 12 mesi il listino è fermo. Noi siamo cresciuti un po' sostanzialmente, ma noi siamo credo l'Italia è il paese che è cresciuto meno per quanto riguarda il mercato borsistico e noi non solo. Credo non cubiamo nemmeno la metà di quanto valevamo nel 2000, quindi abbiamo praterie da crescere. Siamo un paese che dal punto di vista economico e finanziario è cresciuto meno e ha più spazio. Le analogie tra noi e il Giappone si sprecano in questo periodo, paese anziano, paese molto indebitato, entrambi endemico problema di crescita. Dall'altra parte però noi abbiamo un debito molto più grande di quello che ha il Giappone. E noi siamo in Europa. E siamo in Europa e abbiamo un'anagrafe altrettanto penalizzante, ma oltretutto appesantita dal fatto che abbiamo una disoccupazione sostanzialmente esponenziale rispetto a loro. Abbiamo introdotto da poco nuovi strumenti per cercare di trasmettere e far sì che l'economia, che la finanza diventi un motore e trasferisca attraverso una cinghia di trasmissione, che è quella del risparmio delle famiglie, energia all'economia reale attraverso strumenti nuovi. Adesso si parla tanto di PIR. Nel 2012 è stato introdotto l'AIM, il mercato delle piccole e medie imprese, Alternative Investment Market. È un mercato nato a Londra 15 anni fa, introdotto in Italia nel 2012, che consente alle piccole e medie imprese, senza i requisiti per la quotazione, quindi basta un bilancio certificato, non ci sono grossi vincoli di fatturato, neanche di flottante, ma si cerca di agevolare l'ingresso delle piccole imprese al mercato della finanza, cioè raccogliere soldi dai privati istituzionali, riservato soprattutto agli investitori istituzionali,
Il PIR è lo strumento che sostanzialmente dovrebbe consentire l'accesso ai privati, alle famiglie, al finanziamento delle piccole e medie imprese. Ma è servito a qualcosa, ha dato dei risultati oppure Diciamo che no? in Perché questi stiamo parlando di mesi, qualche anno fa. dall'introduzione, i PIR hanno raccolto 11 miliardi. Di questi 11 miliardi, una fetta, parlo di PIR compliance, cioè quelli che hanno la struttura PIR, quelli che non pagano le imposte sui capital gain, e quindi parlo di quelli sostanzialmente, e il 45% di questi 11 miliardi sono andati effettivamente alle piccole e medie imprese. E quindi c'è stato un cambiamento, cosa ha comportato diciamo questo? che è troppo presto per poterlo valutare. Dall'altra parte sposta la dinamica del finanziamento dal credito, cioè io impresa, se prima dovevo fare debiti e quindi chiedere i soldi alla banca, oggi ho a disposizione dei canali in cui posso finanziare le mie idee, la mia attività, canali diversi. Altrettanto vero che è troppo presto per fare delle valutazioni, prima gli strumenti erano ancora molto più di nicchia, i fondi di private equity. Private equity permettevano a queste società di fondi di entrare nella gestione diretta delle piccole e medie imprese. A volte questa gestione era produttiva e positiva, a volte era un braccio mortale, si spreme il limone, Esatto. si butta via il limone, si vende quello che resta e via campare. Adesso la logica è diversa, Questo finanziamento sistematico con una prospettiva di medio-lungo termine dovrebbe essere una benzina non sufficiente a cambiare alcune dinamiche, ci vuole anche la politica. Certo, ci vuole però qualcosa potrebbe condizionare. E soprattutto crea un rapporto finalmente virtuoso. La finanza che finanzia una crescita sostenibile delle imprese. Questa è finanza sostenibile, quindi? Sì, io imprenditore faccio di tutto per rendere la mia azienda un'azienda aggiornata, un'azienda virtuosa, appetibile, ben gestita e appetibile, perché se è così ricevo denaro. La rendo appetibile agli advisor, che sono quelli che raccolgono il denaro e lo canalizzano, quindi le banche sostanzialmente, lo canalizzano laddove vedono delle opportunità di investimento, perché chi investe poi i soldi, cioè le banche che ricevono il denaro dei risparmiatori e li mettono in queste aziende, lo devono fare a ragion veduta, che poi sono loro le responsabili e deve esserci un ritorno, una creazione di valore. Quindi se io ti do denaro, lo do a te azienda perché vedo in te un bravo imprenditore, una bella azienda, un'azienda che ha capito il suo mercato di riferimento, crea quel circolo virtuoso che in un sistema del credito tradizionale era meno percepibile. Ecco, ma questa finanza virtuosa, questo sistema, crea delle penetrazioni esterne nelle aziende, quindi si perde il concentrato nella proprietà di un imprenditore, eccetera, oppure ci deve essere comunque una trasformazione della ragione sociale dell'azienda, c'è qualche cosa che deve essere fatto, un passaggio oppure no? Di un canale di finanziamento. Quindi invece che la banca questi sono i nuovi finanziamenti. Esatto, non cambiano gli assetti societari, ovviamente più denaro c'è a disposizione di un'impresa, questo in generale, maggiore possibilità a questa impresa. Certo, però i rischi quali possono essere? Perché il privato dice, se poi questa azienda che è piccolina, che non è grande, che non è capitalizzata a dovere, non è una SPA, eccetera, ha una debacle, ha un crollo, insomma può succedere, abbiamo visto che succede di tutto. Cosa può succedere? Da una parte chi decide di investire lo fa nell'ottica della diversificazione, cioè non sposa mai, sì, non è l'unico, non sceglie un cavallo soltanto, ne sceglie tanti, fra questi tanti cavalli scelti, fra questo paniere di scelte ci saranno quelle che danno frutti eccellenti, quelle che ne danno comunque buoni e quelli che li daranno successivamente, insomma. Questo sta nella bravura, nella professionalità di chi fa le scelte di investimento. Dall'altra parte non la prima volta, insomma, ma è un tentativo, speriamo riesca, di passare da una logica di credito a una logica di valorizzazione del capitale. È una logica che non ci appartiene, no? Noi siamo un paese che sta rinunciando oggi, che oggi ha capito che i titoli di Stato non sono più un bene rifugio, una certezza, che le obbligazioni bancarie
possono farci perdere dei soldi e quindi improvvisamente, come lo è stato per la tecnologia, dobbiamo bruciare le tappe, acquisire consapevolezza. Questa cultura è finanziata fatta con l'acqua alla gola, non è l'ideale, ma in tutte le cose non siamo fatti così. Certo, ecco, dando dei consigli, perché poi anche i nostri telespettatori chiedono molte volte consigli su come comportarsi in una situazione che, come sempre, è molto mobile, cambia rapidamente, liquida, ecco, diciamo così, e in ogni caso in cui i mercati internazionali a volte spaventano, no? Nei cambiamenti che ci possono essere, o non so, una decisione presa dagli Stati Uniti nei confronti di certi mercati destabilizza certi altri equilibri. Che cosa si sente di dire, di consigliare? Ma quando all'inizio di ogni anno noi facciamo i nostri incontri dove sostanzialmente si fa un outlook generale, cioè si fanno delle previsioni del tempo molto generalizzate, no? Non è rara la volta in cui queste previsioni vengono completamente disattese. Lo sono state negli ultimi anni, quando c'è stata l'elezione di Trump, quando c'è stata la Brexit, ci sono state altre vicende che dovevano, secondo le previsioni degli esperti, avere un impatto negativo sui mercati o non l'hanno avuto in maniera marginale. Noi dimentichiamo che nemmeno 2 anni fa sembrava che l'euro dovesse finire per effetto della crisi greca, dovesse finire l'anno prima ancora per effetto del debito degli stati, il debito sovrano, della crisi del nostro debito, del debito tedesco. Dovevano fallire le più grosse banche tedesche. Non c'è giorno in cui non veniamo caricati di ansie. Certo. Non veniamo caricati di ansie. Vediamo che poi tutto si aggiusta. Quindi Sembra aggiustarsi. Ecco, questa capacità questo surf sulle disgrazie è una caratteristica dei nostri tempi. Attenzione, chi prende le decisioni sugli investimenti, cioè chi muove il denaro, non lo fa sulle notizie dei giornali. Non lo fa sulle notizie dei giornali. Ecco, quindi questa è una cosa che sono delle fonti in realtà che a cui uno attinge, però attenzione, non sono queste quelle fondamentali. Bisogna saper leggere, bisogna andare in profondità, raccogliere le notizie, non sempre quello che sembra un rischio lo è da tutti i punti di vista, cioè una catastrofe umanitaria è grave, ci fa star male, non ha impatto sulla finanza, che vede che tutto sommato le imprese non sono danneggiate, le economie più importanti non sono danneggiate, cioè, questo pragmatismo un po' molto cinico è tipico della finanza adesso. Della finanza. Perfetto. Stefano Zara, esatto, grazie mille dei suoi suggerimenti, dei suoi aggiornamenti e grazie a voi come sempre di averci seguito in questa nostra puntata. Buonanotte e ci vediamo alla prossima, grazie.